Ero lì dietro casa e ho sentito questo rumore, questo boato, praticamente la terra che si era staccata, la roccia, e poi ho visto questo fumo che veniva su e poi me ne sono accorto che non c'erano più i lampioni del campo sportivo che illuminano il campo sportivo e allora ho immaginato che fosse successo qualcosa di grosso, ecco. È questo il racconto di Fulvio Bertaccini, il primo casolano ad avere visto il 25 febbraio il risultato della frana che a Casola Valsegno, poco dopo le 8 del mattino, ha letteralmente troncato metà del terreno del campo sportivo. Quello è il lampione del campetto d'allenamento che proprio si è spostato di netto di un centinaio di metri. Invece i pali grandi del campo sportivo che avevano messo su l'anno scorso sono andati a finire nel fiume e quelli non c'è più niente da fare. La frana che lo ha distrutto in lunghezza supera i 150 metri e secondo le prime stime ha una profondità di 20 metri. La frana in sé, quella già franata, non risulta avere problematiche. Il problema grosso è stato qualche ora fa in cui la frana ha bloccato il decorso dell'acqua e quindi si era creato un lago, un bacino che poteva diventare pericoloso per un'apertura improvvisa a valle. Fortunatamente l'acqua è riuscita prima a crescere di livello probabilmente anche di molti metri e poi lavorando è riuscita a corrodere e quindi a aprirsi il varco e scaricare piano piano senza avere un effetto dirompente. Fortunatamente non sono stati registrati vittime o feriti, la zona del campo sportivo è stata chiusa e un'ordinanza limita la circolazione intorno all'area ed è stata emessa anche un'allerta per le abitazioni più vicine a valle. Non si era mai visto, io ho sicuramente a memoria, ma anche a chi ha più memoria di me. Sicuramente non si ricorda un fenomeno franoso di questa dimensione, che appunto quando mi hanno avvertito pensavo a una frana, ma non al fatto che si fosse spostato metà campo sportivo. Purtroppo il campo e l'impianto sportivo attualmente è inagibile, sarà sicuramente inagibile anche in futuro perché ormai le distanze non ci sono più. La cosa sicuramente positiva è che, come dire, non ci sono stati feriti, non ci sono stati problemi a cittadini. Erano queste le immagini, cari amici di DTV, che ci accompagnano per questa puntata di Lavori in Corso. Parleremo di questo mezzo campo di calcio che, come abbiamo sentito anche dal sindaco di Casola Valsegno, è precipitato con questa frana nel fiume Segno. Ma non parleremo solo di questa frana, parleremo in generale di questi problemi che riguardano il territorio, perché in tutta l'Emilia Romagna si possono segnalare ovviamente episodi più piccoli, però di questo tipo dopo il forte maltempo di questi giorni. E per farlo abbiamo invitato in studio Maurizio Nati, vice sindaco di Casola Valsegno, in rappresentanza dell'amministrazione colpita, abbiamo visto, e abbiamo anche per la prima parte della trasmissione con noi Paola Lagorio, presidente dell'Osservatorio Geofisico Bendandi di Faenza, certo, che ci racconterà meglio di questi fenomeni, e poi sentiremo nel corso della trasmissione diverse testimonianze che ci arrivano da chi lavora sul campo al telefono, perché ovviamente, come potete immaginare, in questi giorni hanno parecchio da fare. E vorrei anche precisare, prima di cominciare questa discussione, che ovviamente per chi ci segue da casa la nostra situazione, diciamo, è aggiornata, siamo praticamente come registrazione intorno alla scadenza delle 19 di venerdì 6 marzo per quanto riguarda l'allerta maltempo che ha diramato la protezione civile regionale, e quindi noi siamo un pochino più fermi rispetto ovviamente a quando potrete magari seguire in onda questa trasmissione. Però parliamo poi del fenomeno in generale, no Maurizio? Questa settimana abbiamo scelto questo argomento proprio perché ci sono tanti episodi da segnalare e Casola, diciamo, è forse il più significativo di questo momento, ma ne abbiamo già parlato anche nel corso di Lavori in Corso, il problema è ampio, insomma. Sì, guarda, è una sorta di déjà vu, ne abbiamo già parlato e io nella mia brevissima introduzione dirò forse cose anche che ho già detto, però tanto vale ripetersi anche perché l'Italia è uno dei paesi più colpiti in Europa da disastri naturali, no? Questo lo sappiamo, c'è anche qualche dato, abbiamo un territorio particolarmente fragile, ma circa il 10% dell'Italia sto parlando,
è a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree a rischio riguardano proprio centri abitati, infrastrutture, aree produttive. Legambiente stima che oltre 5 milioni di cittadini ogni giorno sono in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni. E di cosa parliamo? Parliamo ogni tanto purtroppo anche di perdite di vite umane, in questo caso per fortuna è andata bene, ma forse anche solo per miracolo se parliamo di caso. Sì. E parliamo di danni ingentissimi al territorio, quindi anche soldi che dobbiamo spendere per l'emergenza, per i soccorsi, per l'assistenza e anche per i risarcimenti delle persone che vengono colpite da queste cose, mentre in realtà il solito discorso, no? Se li avessimo forse spesi prima per la prevenzione avremmo anche speso meno. E non sono solo eventi naturali, chiudo qui il mio intervento, perché poi c'è anche il fenomeno della antropizzazione, no? Certo. Cioè l'uomo che qualche cosina proprio non perfetta, specialmente vicino a certi corsi d'acqua, ha fatto. Io ho fatto un giro veloce, poi adesso passerei la palla ai nostri ospiti. Allora io comincerei con Nati velocemente, un fenomeno non prevedibile. Quando siamo venuti sul campo, diciamo così, a riprendere la frana non si era ancora fatta una stima dei danni, con il tempo che è passato in mezzo, diciamo, qualche informazione più precisa ce l'abbiamo? Ma niente, adesso stimare i danni in questo momento è stato forse l'ultimo dei problemi. Per noi il problema era mettere il sito possibilmente in un minimo di sicurezza, in particolare quello che era l'alveo del fiume Segno con gli addetti del bacino del Reno. Abbiamo cercato di valutare un attimo se le condizioni in cui si erano create, diciamo, nel torrente Segno erano condizioni che potevano avere pericolo per le abitazioni a valle. Per fortuna, diciamo così, la terra che era caduta sul fiume si è dilavata e quindi ha ricostruito un po' di alveo del fiume, lasciando a monte un piccolo bacino, ma che non desta a questo momento, a sentire i tecnici, pericolo. È chiaro che è una grave mancanza per Casola, perché era un'importante struttura sportiva per la nostra comunità. Lì credo che siano passati la stragrande maggioranza dei ragazzi casolani. Non è che a Casola ci siano tante possibilità di fare attività sportive. Il campo sportivo che era stato fatto negli anni 90, cioè all'inizio degli anni 90, appunto con i campionati del mondo del 90, furono dati dei finanziamenti per fare questo impianto sportivo. Sostanzialmente era un legame forte, ecco, col paese, con le varie generazioni che lì hanno avuto la loro attività sportiva. È chiaro che questo impianto pian piano nel tempo era venuto trasformato, no? Nel senso che all'inizio era solo il campo di calcio, gli spogliatoi, poi dopo successivamente sono stati fatti degli altri lavori. Gli ultimi lavori li avevamo fatti l'anno scorso, sì, con l'impianto di illuminazione. Anche qui la società sportiva aveva insistito tantissimo in vari anni con l'amministrazione, con un po' di sacrifici, tenendo conto che c'era anche l'esigenza di fare qualche partita in notturna, gli allenamenti in notturna per poter, diciamo così, avere una maggiore fruibilità del campo. Eravamo riusciti con un po' di sacrifici a trovare le risorse per poter fare l'impianto di illuminazione che avevamo inaugurato a metà novembre, fine novembre dell'anno scorso. Ecco, dopo magari la fermo un attimo perché magari parleremo meglio anche poi. Abbiamo già sentito che sarà molto difficile per voi recuperare uno spazio di questo tipo anche dalle parole del sindaco, però ne approfitterei finché abbiamo con noi la Lagorio per cercare di capire intanto se questo era un fenomeno in qualche modo prevedibile e poi che cosa è successo realmente, perché abbiamo visto anche alcune immagini che sono state riprese da dei droni e abbiamo visto la differenza del prima e dopo. È successo qualcosa di veramente sconvolgente per il territorio. Ho portato questo modellino di un drone
proprio per far vedere come adesso questi strumenti vengono utilizzati per andare in luoghi dove è impossibile andare di persona, ma soprattutto dove non si vuole mettere a rischio la vita umana, perché abbiamo detto che la cosa fondamentale è sempre la salvaguardia della vita umana. Qui a Casola sicuramente il terreno ha ceduto, bisogna vedere il perché il terreno ha ceduto. Sicuramente Casola nel piano che era stato fatto dalla Regione nel 2006 rientrava nelle zone a rischio per quello che riguarda le frane, per quello che riguarda gli smottamenti. Poi in una seconda indagine era stata tolta la criticità così significativa come è per esempio per Bisighella, per la zona di Fognano, per le zone circostanti. Dopo si tratta di vedere che cosa ha determinato. Sicuramente la situazione meteorologica del momento, con queste piogge effettivamente torrenziali, queste piogge così, sicuramente ha facilitato l'evolversi del fenomeno. Però io penso che utilizzando in futuro, non so in che modo perché lì dipenderà dall'amministrazione, questo è il modellino di Cosmos SkyMed, che è un satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha la duplice funzione sia a carattere militare che a carattere civile e fa 1800 immagini giornaliere di tutto il territorio nazionale. Quindi dà quelle informazioni che oggi sono basilari per vedere cos'è successo subito prima e cos'è successo subito dopo l'evento. Quindi si potrebbe riuscire a determinare qual è la causa fondamentale che ha determinato lo smottamento del terreno. Chiaramente noi siamo in un territorio a grande rischio non solo alluvionale, non solo di frana, ma anche di terremoto. Certo. Io sono molto d'accordo con quello che diceva prima lui parlando di prevenzione. Ecco, nel nostro territorio si dovrebbe riuscire a fare molto di più la prevenzione, l'indagine su quelle che sono le potenzialità. Il problema è che lo diciamo sempre. E ci sono le tecnologie, fra l'altro. Però poi non succede. Ecco, è lo stesso discorso che anch'io ripeto costantemente, che anche quando si parla di eventi, perché quando abbiamo parlato del terremoto dell'Aquila, per esempio, anche il terremoto dell'Aquila, tutti hanno ribadito che la fortuna è stata che è avvenuto in un momento della giornata in cui le scuole non erano affollate di bambini, che per le case, insomma, ma per le strade non c'era tutta la gente. Quindi è un po' come il discorso adesso di Casola, cioè delle volte la natura ha i suoi comportamenti perché la terra è qualcosa di vivo e quindi ha dei comportamenti che possono essere anomali per noi perché creano questi disastri. Però sicuramente ci viene incontro perché delle volte questi eventi avvengono in maniera tale che diciamo così, la perdita di vite umane non è così. Il presidente Bonaccini domenica a Casola ha promesso sia risarcimenti sia interventi strutturali preventivi. Adesso lo aspettiamo al varco. Ecco, si tratta sempre di vedere che cosa si intende oggi per prevenzione, perché la prevenzione è qualcosa che dovrebbe permetterci di evitare che si verifichino poi queste cose, però purtroppo noi ne andiamo a parlare sempre dopo che si sono verificati. Ma è importante anche avere una mappa aggiornata, no? Credo è quello che... ma i piani, che in parte però c'è. Esatto, i piani ci sono, come poi è successo anche per Ferrara, il piano regionale che diceva che era una zona a rischio c'era, però dopo poi probabilmente sono tante le casistiche, tanti gli elementi che vengono a influenzare le decisioni, non solo di prevenzione ma anche di attuazione di questi piani, che probabilmente poi si perdono un po' nei meandri e non sempre arrivano a destinazione al momento giusto. L'iter burocratico è sicuramente un elemento dannoso in questi casi, quando si parla di prevenzione. Ecco, ci fermiamo un attimo, poi riprenderemo sicuramente questi importanti argomenti, perché al telefono con noi ci dovrebbe essere Maurizio Mainetti, direttore della Protezione Civile Emilia Romagna. Sì, è qui con noi, eccoci qua. Sì. Parliamo ora con la Protezione Civile, che ovviamente ha sempre un ruolo fondamentale quando ci sono questo tipo di fenomeni. Oltretutto la situazione, stiamo parlando di Casola Val Segno, ma ci sono davvero tante zone in cui ci sono frane, anche nella stessa provincia di Ravenna. Adesso io ne cito alcune, ma mi risulta Monte Codruzzo, Roncofreddo e poi Vezzano. Insomma, le situazioni sono tante, poi anche nella stessa, non solo in Romagna ma anche in Emilia, Reggio Emilia, insomma diverse province sono interessate da questi fenomeni, tutti insieme fra l'altro, insomma sono giorni impegnativi per voi. Sì, direi che oltre che 2 mesi ormai
sono 3 anni impegnativi, cioè direi dal 2012, dalla nevicata importante che ci fu in Romagna fino ad oggi, c'è stato tutto un susseguirsi di eventi piuttosto rilevanti, alcuni dei quali hanno avuto la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Ecco, noi ci eravamo sentiti per la prima volta all'inizio della nostra stagione televisiva per quanto riguarda l'alluvione di Parma. Adesso siamo di fronte ad altri fenomeni, siamo un po' rispetto ad affrontare quello che sono le conseguenze delle piogge e della neve, queste frane, questo movimento della terra? Sì, direi che questo sono fenomeni che in parte certamente sono dovuti ad una serie di cause che chi ha parlato prima di me conosce molto meglio. Noi ci occupiamo un po' degli effetti di quello che succede dopo, ma come dire, che si verificano con maggiore frequenza ovviamente in alcuni periodi dell'anno e con alcune condizioni, quindi soprattutto in questo caso abbiamo avuto la nevicata e lo scioglimento, abbiamo avuto delle piogge, e quindi c'è una situazione di danno diffuso per eventi tutto sommato non rilevanti, perché piccoli smottamenti, ci sono molte situazioni anche molto, molto piccole dal punto di vista delle masse che si sono movimentate, ma che hanno comunque causato danni diffusi, interruzione di viabilità comunale, soprattutto in tutta la fascia appenninica. E questi si verificano nell'immediatezza o dello scioglimento della neve o soprattutto di piogge rilevanti. Poi abbiamo dei fenomeni che hanno dei tempi di innesco un po' più lungo, mesi e qualche volta anche anni, e che si mobilitano se c'è un periodo piuttosto lungo, adesso semplifico molto, di piovosità, poi la causa non è soltanto questa. E noi veniamo appunto da 2 anni circa con una piovosità abbastanza forte, la conferma sono le dichiarazioni di stato di emergenza che abbiamo avuto nel 2013 e poi nel 2014. Non dimentichiamo che anche nelle zone di cui si parla, anche della collina di Ravenna, abbiamo avuto diversi eventi significativi anche nel corso dello scorso anno. Pensiamo a quello che è successo al nubifragio del 20 di settembre, per il quale noi non avevamo chiesto lo stato di emergenza, ma non è stato concesso. Quindi veniamo da una situazione particolarmente impegnativa anche dal punto di vista pluviometrico per il territorio, e questo ha scatenato queste situazioni. Adesso non faccio l'elenco delle situazioni di tutte le province, ma al momento abbiamo di nuovo 54 persone in regione che sono fuori casa, sgomberate per le frane, sono 16 nuclei abitati, la situazione è destinata ad aumentare ancora nei prossimi giorni perché ci sono delle situazioni in evoluzione, e queste si aggiungono a diverse decine di persone sgomberate per l'effetto delle frane degli eventi che citavo degli scorsi 2 anni. Qui noi, per riprendere anche un po' il filo del ragionamento che veniva fatto prima, la prevenzione e la necessità di interventi preventivi, in realtà in questi ultimi anni, a fronte di questi eventi così anche impegnativi, anche quando c'è stata la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, abbiamo potuto contare soltanto su risorse per affrontare gli interventi di somma urgenza. Quindi le ferite che ci sono state sul territorio non sono state completamente o a volte solo minimamente rimarginate con qualche piccolo intervento di somma urgenza, e quindi si è creato un accumulo, come dire, di situazioni di pericolo che poi genera i fenomeni e l'aggravamento dei fenomeni che vediamo in questi giorni. Ecco. Uno spiraglio, come diceva il Presidente Bonaccini, si sta cominciando a vedere, che dopo ormai quasi 20 anni di non programmazione, cioè di sicuramente studi, ricerche, approfondimenti e conoscenza direi molto buona del territorio, anche dal punto di vista dell'assetto idrogeologico,
come peraltro per quanto riguarda il rischio sismico, aggiornata recentemente con le mappe predisposte in fase già predisposte peraltro a seguito della direttiva europea per quanto riguarda le alluvioni. Ecco, a fronte di questa situazione, quindi di ottima e di buona conoscenza del territorio, non ci sono stati interventi significativi di messa in sicurezza, e solo ora si apre un percorso con l'unità di missione della Presidenza del Consiglio, e quindi di questo programma lo slogan è 7 miliardi in 7 anni, comunque un cambio di passo significativo per quanto riguarda la difesa del suolo. Certamente anche questo programma molto rilevante dovrà fare i conti con l'enorme criticità del territorio, e quindi ci dovrà essere una valutazione molto attenta con i territori, con le comunità, per quanto riguarda le priorità. Non sarà possibile, questo lo dico dal punto di vista, come dire, tecnico, sì. Non sarà possibile affrontare tutte le criticità nello stesso modo, sarà necessario condividere delle priorità, per cui dovremo ancora nel tempo convivere con situazioni di rischio diverso nel territorio a seconda di come andranno avanti questi programmi di messa in sicurezza. Grazie allora Mainetti per questo contributo, le lasciamo tornare al suo lavoro, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E allora, prima di salutare la Lagorio, abbiamo sentito diverse opinioni, abbiamo sentito anche l'opinione di Mainetti, vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, la cosa che io volevo aggiungere è questa, che in fin dei conti Casola era già stata segnata nel 1889 da un evento abbastanza significativo. Esatto. Sì, non volevo, però molto significativo. Allora c'è da aspettarsi che, come pure Ferrara 400 e passa anni fa aveva avuto un terremoto significativo. Allora purtroppo questo togliere, come è stato fatto a Casola, anche la criticità del territorio, insomma, può significare che forse si è un po' troppo dolci nel classificare la gravità di certe situazioni e quindi non riuscire a fare in tempo dovuto quello che si dovrebbe fare come prevenzione. E allora ringraziamo la Lagorio, noi fra poco dopo la pubblicità saremo ancora insieme a Nati, il vice sindaco di Casola Valsegno, capiremo un po' meglio la situazione del dopo frana nel vostro territorio. Ora qualche minuto di pubblicità e siamo di nuovo insieme fra pochissimo. Ben ritrovati con Lavori in Corso. Questa settimana ci occupiamo di maltempo, frane, perché è crollato un campo da calcio a Casola Valsegno. La notizia ormai è stata più volte ripetuta anche sulle nostre frequenze su DTV. E in studio con noi è ancora presente Maurizio Nati, vice sindaco di Casola Valsegno, che ci racconta un po' la situazione del dopo frana. Abbiamo parlato anche di altri sistemi franosi che riguardano comunque il territorio emiliano-romagnolo, anche con al telefono Maurizio Mainetti della Protezione Civile Emilia-Romagna. Continuiamo con le telefonate, Maurizio, per continuare a parlare di Casola. Sì, dovrebbe ascoltarci Patrizia Cupo del Corriere Romagna, ci senti? Sì, eccoci, salve, ben trovati. Perfetto, senti, io so che tu ti sei occupata prevalentemente dell'aspetto giudiziario di questa vicenda di Casola Valsegna. Ci puoi fare un pochino il punto della situazione? C'è un'indagine in corso, no? Sì, la sintesi è che la Procura ha aperto un fascicolo, per il momento si tratta di un'indagine puramente conoscitiva, sta ad indicare che è un atto poco più che dovuto, non ci sono attualmente indagati, non ci sono ipotesi di reato sulle quali indagare. Diciamo che i carabinieri hanno informato la magistratura degli accertamenti che sono in corso e sono volti più che altro a capire se ci fossero state delle avvisaglie del cedimento della terra che sostiene il campo da calcio. Verrà probabilmente sentito in queste ore, nei prossimi giorni, un geologo che spieghi appunto la natura dello smottamento. Ecco, mi pare di capire però da quello che ci stai dicendo che non ti aspetti grandi risultati da questa inchiesta. No, in realtà probabilmente trovare delle responsabilità che siano umane, quindi soggettive, credo che sia difficile, appunto, a meno che non ci siano state delle avvisaglie ben certe o a meno che
all'epoca della costruzione del campo non si sia chiaramente costruito in una zona definita geologicamente pericolosa. Al momento questo non è stato rilevato. Certo, tu ti sei occupata anche dei recenti eventi accaduti nel Ravennate, quando c'è stato l'allagamento di vari campi, di varie zone. Raccontaci un pochino qual è stata la tua sensazione. Sì, vabbè, allagamento è un eufemismo. Noi in Riviera l'abbiamo definito un vero e proprio tsunami, quello che si è abbattuto specie sul litorale ravennate. Sul litorale ha fatto dei danni ingentissimi, basti pensare che solo gli stabilimenti balneari contano almeno 6 milioni di euro di danni, molti dei quali sono stati danneggiati, alcuni dei quali totalmente distrutti. Ma il maltempo, mi sto riferendo all'alluvione, alle mareggiate del 5 e del 6 febbraio, che sono state quelle più devastanti per il territorio, hanno colpito anche l'entroterra. Allagamenti, garage completamente pieni d'acqua, smottamenti specie nelle zone collinari, penso al Faentino, al Brisighellese, alla zona alta la zona collinare attorno a Imola. Tanti disagi per le famiglie, intere comunità sono rimaste non ore ma giorni senza luce, e i disagi ai telefoni sono perdurati addirittura per settimane, anche nelle zone più centrali e meno collinari come appunto Russi, penso a Russi o Lido di Savio, che è stato un po' il centro dell'alluvione del litorale, dove i disagi ai telefoni sono continuati a singhiozzo per giorni. Ecco, allora ringraziamo Patrizia Cupo per la sua testimonianza, poi ci risentiremo magari per altri fatti, perché insomma parleremo poi sempre del nostro territorio, ovviamente. Grazie. Grazie a voi. Ecco, allora cerchiamo di capire anche con le vice sindaco Nati. Avvisaglie, voi ne avete registrati, e poi cerchiamo di ritornare anche, diciamo, alla costruzione del campo. Oddio, qui perché sono un po' parliamo di fuori altre gioco, amministrazioni, perché ovviamente, però che voi sappiate, insomma, quella era una zona che era considerata sicura, ecco. Cioè lì credo che all'epoca, parliamo degli anni 90 direi, siano state fatte, da quanto mi risulta, tutte le pratiche anche geologiche eccetera, prima di costruire il campo sportivo, quindi i tecnici avranno fatto tutto quello che dovevano fare per poter certificare che il sito era idoneo eccetera. Ovviamente è passato molto tempo, per cui però in questi ultimi periodi non c'erano così sospetti, diciamo, di nessun tipo. No, lì l'attività è sempre andata avanti normalmente, le torno a ripetere, sono state montate le torri faro meno di 6 mesi fa, 7 mesi fa, torri faro di 16 metri, quindi a quel punto tutte le pratiche sono state mandate al genio civile per le autorizzazioni eccetera, quindi un iter normale. Rispetto al momento in cui è accaduto, quanto tempo era passato dall'ultimo momento in cui c'era qualche ragazzo che giocava a calcio? Ma credo che lì il campo sportivo era frequentato quasi giornalmente, forse il lunedì non lo so, perché io non è che segua molto l'attività sportiva personalmente, mi occupo di turismo, di cultura, quindi voglio dire, il concetto è che giornalmente, il pomeriggio in particolare, fino anche alla sera, verso le 10, le 10 e mezzo di sera, c'era un'attività diciamo normale, ecco, di utilizzazione per allenamenti e le partite le domeniche e il sabato pomeriggio. Quindi parlare di tragedia sfiorata non è certamente esagerato in questo caso. È chiaro che non è un posto che non c'era nessuno mai. Se fosse accaduto qualche ora prima, per dire, poteva avere effetti sicuramente anche per le persone, ovviamente. Certo. Io non ho visto come è andato giù questo terreno, ma ho visto com'era al momento in cui si è riformato una situazione di equilibrio, effettivamente, insomma... C'erano anche diversi animali che poi sono finiti giù. Sì, c'erano 2 cani e un cavallo che è stato recuperato in modo salvato recuperato dai vigili del fuoco di Bologna con un elicottero,
Proprio una zona che si era spostata fisicamente e questo cavallo si Adesso vedeva, era tu ci proprio sei lontano, ci andata, sono quindi state, l'hai visto. Io ho visto le immagini, le fotografie, sono impressionanti. Sì, diciamo Io che la mattina ero in provincia a Ravenna e quando l'ufficio tecnico, ho chiamato l'ufficio tecnico per chiedere un'altra informazione che mi serviva in provincia, mi ha dato questa notizia, mi ha mandato anche una fotografia sul cellulare. Devo dire, dalla fotografia si vedeva già che era una frana importante. Questo terreno, ma visto com'era, visto come è andato giù al momento in cui si è... diversi animali che poi sono finiti giù. Sì, c'era un duetto recuperato dai vigili del fuoco di Bologna con un elicottero. Salvato. Una zona che si era spostata. Sul dire, dalla fotografia si vedeva già che era una frana cellulare, devo dire, importante. Com'era questo terreno, ma visto come è andato giù, una fotografia mi ha mandato anche, mi ha dato questa notizia, mi serviva in provincia, al momento in cui si è sì, c'erano diversi animali che poi sono finiti con un elicottero del fuoco di Bologna, recuperato dai vigili. Salvato. una zona che si era spostata. Sul dire, dalla fotografia cellulare, devo dire, si vedeva già che era una frana, com'era questo terreno, ma visto una fotografia, visto come è andato giù, che mi ha mandato anche, mi ha dato questa notizia, mi serviva in provincia, una importante. Sì, c'erano diversi animali che poi sono finiti al momento in cui si è con un elicottero recuperato dai vigili del fuoco di Bologna. Salvato. una zona che si era spostata. Sul cellulare, devo dire, dalla fotografia si vedeva già che era una frana, questo terreno, ma visto una fotografia serviva in provincia, una importante. Mi ha dato questa notizia. Sì, c'erano diversi animali che poi sono finiti al momento in cui si è recuperato dai vigili con un elicottero. Del fuoco di Bologna, che mi ha mandato anche, visto come è andato giù, com'era salvato. una zona che si era spostata. Sul cellulare, devo dire, si vedeva già che era una frana, dire, dalla fotografia questo terreno, ma visto una fotografia importante. Mi ha dato questa notizia, mi serviva in provincia. Sì, c'erano al momento in cui si è diversi animali che poi sono finiti del fuoco di Bologna, che mi ha mandato anche, visto come è andato giù sul cellulare. una zona che si era spostata. Sì, c'erano al momento in cui si è diversi animali che poi sono finiti mi serviva in provincia. Che mi ha mandato anche del fuoco di Bologna, visto come è andato giù sul cellulare. una zona che si era spostata. Sì, c'erano
cioè al momento in cui si è... Diversi animali che poi sono finiti. Mi serviva in provincia. Del fuoco di Bologna, che mi ha mandato anche via sul cielo. Giù, sì, c'erano due... del fuoco di Bologna, che mi ha mandato anche... Mi serviva in provincia. Via sul cielo. Giù, sì, c'erano due... del fuoco di Bologna, che mi ha mandato anche... via sul cielo. Del fuoco di Bologna, che mi ha mandato anche... via sul cielo. Che mi ha mandato anche del fuoco di Bologna. Via sul cielo. Del fuoco di Bologna. Via sul cielo. Del fuoco di Bologna. Del fuoco di Bologna. Del fuoco di Bologna. Del fuoco di Bologna.